Presentata alla stampa in piazza Santa Restituta, l'iniziativa L'ospedale scende in piazza, un'intera giornata dedicata alla prevenzione e alla salute organizzata dall'ADO, Associazione Dipendenti Ospedalieri, e patrocinata dall'ASL di Frosinone, dal Comune di Sora, dalla provincia, che si svolgerà domenica 19 maggio. Anche quest'anno ci siamo riproposti per realizzare di nuovo un altro bellissimo evento dell'ospedale scende in piazza. Come ogni anno si è fatto un lavoro certosino, la macchina organizzativa direi è stata veramente perfetta. Noi siamo fieri ed orgogliosi perché ripetere ancora una volta questo lodevole evento non solo per Sora ma per tutto il comprensorio della provincia di Frosinone, per noi è una cosa bellissima ed è mia premura oggi ringraziare il direttore generale, il direttore dell'ospedale di Sora, il nostro sindaco Luca Di Stefano, che il loro cuore ha permesso di darci una mano, di poter effettuare questo bellissimo evento. Quest'anno ci sono più di 20 stand, c'è tanta partecipazione di medici, di tutti gli operatori sanitari che sono il cuore pulsante della manifestazione, e questo mi preme ringraziare anche l'associazione Dipendenti Ospedalieri, che è sempre grazie all'associazione che questo evento si può realizzare anno dopo anno. Diciamo che l'anno scorso si è fatto più di 3.000 visite, oltre alle prenotazioni che sono venute anche persone di fuori regione e tranquillamente sono state visitate. E la città è pronta ad ospitare questo evento con più di 70 medici, con tantissimi infermieri, quindi io ringrazio veramente tutti. Io nel mio peregrinaggio professionale sono stato in Lombardia, in Abruzzo, in Campania, oggi sono nel Lazio, non ho trovato un'analoga manifestazione. Pietro Marcelli è una persona straordinaria, un vulcano di idee, un grande organizzatore che tra le altre organizza anche questa manifestazione straordinariamente utile sul piano anche socioassistenziale. La medicina che rappresento contribuirà, cercherà di contribuire al meglio anche con delle visite di medicina interna, pneumologiche, dermatologiche. Cercheremo di dare anche il nostro contributo perché questa manifestazione, come già successo nelle precedenti 3, riesca splendidamente il 19 di maggio. Per l'evento saranno presenti lungo Corso Volsci ed anche in piazza Santa Restituta oltre 20 stand con 70 medici a disposizione che eseguiranno le visite specialistiche. Sono onorata anche quest'anno di partecipare a questo importante evento, quest'anno con il ruolo di presentatrice. Ancora una volta l'ospedale si mette in gioco, quindi scende in piazza per mettersi ancora di più al servizio del cittadino, quindi per avvicinarsi ancora di più al cittadino, con oltre 70 medici che si sono resi disponibili, con tutto il personale sanitario che accompagna i professionisti in questa nuova avventura. E ci saranno oltre 20 stand, quindi ancora una proposta ancora più ricca dell'anno scorso. Quest'anno faremo anche l'ecografia delle anche neonatali e ci sarà il dottor Plocco con la parte neurologica che l'anno scorso non era presente, e un'altra piccola novità riguarda lo sport, perché faremo in piazza Santa Restituta una piccola area dedicata alle attività sportive, che sappiamo benissimo tutti, lo sport si avvicina sempre alla salute, quindi ci sarà la scherma, ci sarà la pallavolo, la pallacanestro, insomma altre scuole di Sora che si sono gentilmente adoperate per partecipare a questo importante evento. Madrina dell'evento per quest'anno la dottoressa Alice Lamarra della Radiologia del Santissima Trinità di Sora. Quest'anno mi hanno investito di questa carica madrina dell'evento e per me è una cosa molto bella e insomma sono fiera di partecipare all'evento stesso, che ormai da 4 anni si ripete qui a Sora con grande successo per tutti noi. È un evento importante organizzato da questa associazione, Associazione Dipendenti Ospedalieri, che dà la possibilità a noi medici e a tutti gli operatori sanitari
di scendere in piazza e di portare in piazza quello che è il nostro lavoro, quello che quotidianamente noi facciamo in ospedale. Tutti quanti i cittadini, non solo sorani ma anche dei territori limitrofi, avranno quindi la possibilità di accedere gratuitamente a questi servizi nella giornata del 19 maggio, dove noi saremo qui all'interno di tanti stand, più di 20 stand, e daremo la possibilità a tutti quanti i medici di svolgere la propria attività professionale ambulatoriale in questa giornata. Le prenotazioni per l'ospedale Scende in Piazza inizieranno l'8 maggio per terminare il 10. Le prenotazioni saranno aperte dal giorno 8 al giorno 10, dalle 14:30 alle 17 e i cittadini che faranno richiesta verranno collocati in 3 fasce orarie, dalle 8:30 alle 10, dalle 10 alle 11:30 e dalle 11:30 alle 13, in base chiaramente alle loro esigenze ma anche a disponibilità in quel momento del posto in quella fascia oraria. Tutti i cittadini potranno usufruire di visite a titolo gratuito, di consulenze e anche di accertamenti specialistici che verranno comunque richiesti in base al loro interesse. I bambini potranno essere sottoposti a screening ortottico e a screening ortodontico, e chi ne farà richiesta in base alla disponibilità dei posti potrà anche frequentare un corso BLSD con la certificazione. È importante sapere questo: il giorno 7 verranno pubblicate sulle testate giornalistiche locali e anche sui social web, sulle piattaforme più diffuse, le griglie con tutti gli specialisti disponibili e accanto ad ogni specialista il numero telefonico corrispondente da chiamare per prenotare la consulenza di cui si necessita. Si raccomanda il rispetto delle fasce orarie di chiamata, perché sono comunque numeri privati, non abbiamo un centralone unico, per cui non potranno ricevere risposta al di fuori dell'orario prestabilito secondo la griglia, e che comunque nel momento in cui si prenota una consulenza o una visita specialistica, gli utenti, i cittadini, è il caso che portino con loro anche documentazione clinica precedente, in modo tale che lo specialista nel momento in cui ha di fronte il paziente ha anche documentazione che rende più completo il quadro oggetto di studio.